Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 D1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere. Disagi con le poste a Varmo, si sono verificati degli episodi spiacevoli di ritardo e addirittura di posta che proprio non arrivava. Nel suo caso cosa è successo? Nel mio caso io ho officina meccanica con centro revisioni e le cartoline che noi per avvertire i clienti mandiamo arrivano addirittura un Natale e sono arrivate il mese dopo, quindi praticamente inutili. Gestiamo un bar, no? Arriva a posta quasi ogni giorno, erano 15 giorni che non arrivava a posta. Martedì mattina mi chiama la banca che scade la rata dell'Enel. Di solito mi arrivava 15-20 giorni prima la fattura a casa, no? Col giorno di scadenza di pagamento. E io ho detto, ma come? A me non è arrivata ancora la fattura. Non vado a pagare, poi sono venuto qui in comune a parlare col sindaco per dire che i problemi che ci sono. Nel mese di giugno mi è stata consegnata la posta solo giovedì e venerdì dell'altra settimana, sicché il 25-26. Prima per quasi tutto il mese di giugno non hanno consegnato niente. Ci hanno staccato il telefono, quindi sappiamo che le scadenze sono in un certo mese e se entro quella data non arrivano le fatturazioni ci preoccupiamo di andare alla posta a chiedere spiegazioni. Noi abbiamo segnalato i disservizi al sindaco di Varmo, io personalmente, e alla posta di Varmo, al responsabile di Codroipo sono stato personalmente, però le cose non vanno bene così. Ci sono abbastanza ritardi, poi sbagliano anche il numero di casa, insomma, a me portano la posta tante volte delle altre famiglie, sì, non tanto bene, ecco. E cosa ha fatto? Si è lamentato? Ha fatto segnalazioni? Penso che in generale facciano tutte le segnalazioni, no? Per ora non è migliorato niente e speriamo che migliori il prima possibile. A Varmo, nella chiesa plebanale di San Lorenzo, esiste l'unico reperto di pala d'altare con cornice originale che è stato realizzato dal Pordenone, un reperto veramente importante per il territorio. In questa splendida chiesa si conserva il trittico di Giovanni Antonio De Sacchis, detto il Pordenone, e come anticipato è l'unica opera di questo importante artista di cui si conserva la cornice originaria. In più quest'opera è stata voluta dai conti di Varmo di sopra e di sotto e dalla magnifica comunità proprio per questa chiesa, per la vecchia chiesa, di cui esiste anche il contratto originario rogato in Villa di Varmo il 5 aprile 1526, presente Giovanni Antonio De Sacchis, in cui si specificava tra l'altro che l'opera doveva essere compiuta entro 3 anni, le caratteristiche iconografiche progettuali e il costo
un costo enorme di 300 ducati d'oro. Da cosa è caratterizzata? Quali sono gli elementi principali che possiamo evidenziare? È la prima opera rinascimentale del nostro territorio. Prima avevamo elementi estetici tardivi, esempio gli affreschi del Tanner a Santa Marizia. In questo caso Pordenone ci presenta un'opera che raffigura in sintesi una serliana o diciamo più semplicemente una trifora rinascimentale, o meglio ancora si ispira all'Arco di Trionfo, cioè un'opera festosa. La cornice è in legno intagliato, dorato e dipinto, con ricchi intagli, disegnata da lui e realizzata materialmente nella bottega di Girolamo da Udine, ma il valore specifico sono le tre tele ovviamente. Nella tela centrale abbiamo la grande Madonna col bambino in maestà, messa allogata in un ambiente architettonico absidato. Ci troviamo in una vasta area verde all'interno appunto della città di Udine, l'area dei vivai appunto gestiti dal comune di Udine, ma qui è proprio all'interno che dà su viale Marsala si è aperta un'area per i cani, è così? Dopo altre che sono state aperte appunto in Udine. Sì, è un'area per tutti in realtà, dove però i cani possono girare liberi e senza guinzaglio, è un'area che si chiama infatti sgambatoio, una cosa che si sta diffondendo sempre di più nelle città d'Europa e che abbiamo voluto anche nel programma del sindaco importare nella città di Udine. A Udine adesso abbiamo già 2 aree dove lo sgambatoio è previsto e questa è la terza recintata. Poi attiviamo con oggi anche alcune sperimentazioni, sia quelle ad orario, cioè sostanzialmente in aree già chiuse, recintate, le prime 2 ore, le ultime 2 le vogliamo dedicare alle persone, ai proprietari coi cani in maniera da lasciarli liberi di correre, perché è un'esigenza che come animali hanno, e poi ci sono anche delle aree invece, questa è un'altra sperimentazione, completamente libere, sia da recinti, sono aree assolutamente o periferiche o ben custodite, dove il cane, perché comporta comunque delle spese fare questi recinti, il cane può essere lasciato libero. Sostanzialmente registriamo quello che già avviene oggi. Questa è un'iniziativa anche di altri suoi colleghi assessori, no? Esatto, è un lavoro che abbiamo fatto, come si dice, a 4 mani, l'assessore Cinzia del Torre delegata proprio a tutti gli animali ed io delegato ai parchi, in maniera da dedicare e individuare alcune aree. Queste sono solo le prime, l'obiettivo che abbiamo è quello di avere un'area recintata dedicata in ogni circoscrizione della città. Quindi qui praticamente però uno da via Marsala può entrare liberamente, però forse nel vivaio no, che è molto bello, perché ci sono anche le papere, le anatre, gli alberi da mela. Sì, il vivaio, io dico, è il cuore pulsante del nostro verde pubblico, il luogo dove le persone che lavorano con noi e per noi, quindi dagli operai ai dirigenti, sono proprio hanno questa come eccellenza, vera e propria eccellenza della città, e che cercano, allevando per esempio le piante, e poi di portare anche nel resto del territorio. È chiaro che più vengono fatte le cose qui e più riusciamo anche a risparmiare, quindi il fatto di avere un vivaio dedicato per noi è una realtà assolutamente necessaria. Francesca Tupetti, vice sindaco di Fogliano Re di Puglia, si inaugura quest'oggi la ristrutturazione della stazione ferroviaria, ma soprattutto il via ufficiale alle celebrazioni della Grande Guerra. Celebrazioni della Grande Guerra che partono veramente oggi in una giornata che vede l'inizio delle attività proprio di tutte le associazioni del comune di Fogliano Re di Puglia, che sono riuscite a rendersi protagoniste del grande movimento della Grande Guerra in Italia. Oggi con l'apertura di questa stazione, museo multimediale, il primo in Italia, dove le foto della Grande Guerra porteranno i ragazzi a vivere la Grande Guerra, perché attraverso appunto questi occhiali 3D i ragazzi riusciranno ad entrare attraverso una trincea. E domani sera con il concerto di Muti, il concerto dei caduti di tutte le guerre. Questo è solo un inizio dell'attività che il comune di Fogliano Re di Puglia con le sue associazioni fa da 20 anni, da quando ha iniziato a pulire le trincee e a ricordare a tutti che la Grande Guerra non deve essere un capitolo della storia dimenticato.
Inaugurata quest'oggi la ristrutturata stazione ferroviaria di Redi Puglia, ma soprattutto il museo che dà l'avvio ufficiale, possiamo dire, al centenario della Grande Guerra. Sì, è una bella operazione questa qua, frutto di concertazione con tantissime persone, con tantissimi enti non pubblici, perché questo abbiamo usato l'esempio di poter fare senza soldi pubblici per il momento, adesso ovviamente ci sarà bisogno di doverlo fare. Una bella realtà che prima di tutto crea della stazione un centro importante per il Friuli Venezia Giulia come inizio d'entrata proprio per raccontare la storia della Grande Guerra. Seconda cosa, abbiamo recuperato un edificio ormai in destinazione rudere. E terza cosa, sarà un sussidiario molto importante soprattutto per le giovani generazioni e studenti in particolare, perché è un museo tutto moderno. Per primo dicono, io non mi intendo molto perché la mia età non mi permette di addentrarmi nelle cose così moderne, però è l'unico almeno per oggi così multimediale per spiegare, per raccontare quello che è successo nella Grande Guerra in modo moderno, con fotografie, esempi e quant'altro. Quindi credo che sia un successo questa apertura, così la chiamo, non inaugurazione, voluta appositamente con l'alzabandiera, perché abbiamo messo così una bandiera su un edificio ormai in fase di declino, quindi ricostruito in nuova veste per continuare dopo 100 anni della guerra a raccontarla, che è una cosa che sempre farà piacere a tutti e soprattutto guardando un po' l'Italia come oggi, un po' con i valori sbandati se vogliamo, c'è bisogno di una nuova forma di valorizzazione, di moralità anche per l'Italia in se stessa. Senta, viene da dire, a Mestre si cambia, a Redi Puglia si riparte? Bravo, le parole sono giuste queste, a Redi Puglia si riparte, crediamo di ripartire bene, c'è il consenso un po' di tutti e l'inaugurazione di questa mattina, le molte persone e personalità che sono venute lo dimostrano e quindi credo che siamo sulla strada giusta. Ovviamente noi siamo una piccola associazione, Sentieri di Pace, però ci siamo già organizzati con la società Grande Guerra Friuli Venezia Giulia, che è una partecipata che ha qua la sede, con i rievocatori storici che servono molto da cornice per fare delle visite guidate animate, che noi ci contiamo molto e sono in pieno sviluppo, e poi gli esperti Grande Guerra che sono un compendio indispensabile per le visite un po' più precise, un po' più raccontate della Grande Guerra, che si affiancano a quelle delle guide regionali che sono molto brave per spiegare la parte più turistica. Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 54 86 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 54 86 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere.